Ecco qua. Ragazzi, andiamo fuori. Sì, ma adesso siamo arrivati. Adesso siamo con i piedi per terra. Bello, bello, dai. Ciao ragazzo! Buongiorno. Adesso adesso è una cosa seria. Ma lei è stata seria già quando abbiamo fatto l'anno passato uno sforzo immane in 24 ore di poter farvi a squadretta eccetera. Se no, ieri ho detto mi toccava muovere i cunici, i leproti, i piatti spariti tutti, erano spariti tutti, Bravo sindaco. Mi sono sollevato. Vabbè, ma insomma, no. Signori, Presidente, sottoscritto dell'avvocato, un lunedì mattina siamo venuti da lei e lei ci ha chiesto la D. Noi l'abbiamo... Bravo sindaco. Come punta? Come punta? Eccola qua. La D. Eccola qua. Solo al Messaotto che sei tutte le maglie del Treviso. Guido. Oh, numero uno. Guido. Grazie ragazzi, vedete questa e dovete amare questo stemma qua. Che è la città di Treviso, che è conosciuta in tutto il mondo. No, sì, no, conosciuta in tutto il mondo. Soprattutto in Austria. Grazie. Soprattutto in Austria. Vabbè. Io devo a Bellina, Sì, dai, Bellina. ma solo per portarla. Ciao Bellina, Renato! Indossarla subito, indossarla. Renato, stavo per te. Come sei? Libero. Guarda che ti si... Vieni qua. Bellina. È vero. È un mastino quell'altro tu. Sta giocando a vita. È giocando a vita Ma Frandovic era peggio però. ero scarso. Sindaco, ma Frandovic menava di più Frandovic. Frandovic menava di più Frandovic. Mazzati la menava ancora di più. Io ti ho già. Amico Sergio Marton anche. Perché cambio ormai tutte le forze. Io so passare le parti. Anzi. Ecco. Adesso anche tu devi amare questa squadra, lei già sai, questo amore è iniziato, ma deve essere un amore senza fine. Abbiamo tracciato la strada dell'amore sportivo del calcio e quindi tu devi essere sempre in testa a questa banda gioventù. Ma sicuramente sì, ma sa sempre il sindaco perché io oggi sono qua e ogni perché c'era lei. Ecco la serie D. No, ma questo è importante. Questo nome, vedo qua. Eccola. Fa presidente Gino sarà anche sopra. Anche dall'altra parte, ma li gireremo adesso. Il nome Gentilini, uno di qua. Eccola. Ecco. Eccola, vedo la maglia mitica. Claudio, che abbiamo fatto anche
la Serie A e vedere una squadra negletta e abbandonata non mi stava più. Oggi è una giornata di festa, ho avuto la comunicazione ufficiale da Roma che il Treviso è stato inserito nella Serie D. Questo è il primo passo verso un futuro radioso. Io ho parlato con il Presidente, il quale ha capito che bisogna amare il calcio a Treviso perché il primo è lo sport più popolare. Ha capito che deve avere dei giocatori che amano la maglia, perché ho detto loro: quando andate a letto ricordatevi che idealmente andate a letto con la maglia bianco-celeste. Una volta il Treviso in D sarebbe stata una notizia abbastanza luttuosa, adesso si festeggia, i tempi sono proprio cambiati. Sono cambiati perché vedi, dalle macerie si sta costruendo un altro grattacielo e speriamo che ci sia prima di tutto la risposta dei giocatori, perché tutti i successi e la progressione verso le altre categorie dipende dall'animo e dalla volontà dei giocatori. Io ho detto che non voglio mozzarelle, voglio gladiatori, voglio gente che esce con le mutandine macchiate di sangue ma che sorrida alla vittoria.